puledri di 2 anni sul doppio chilometro, sono 8 al via, 1 Heroica BF, 2 Evan Spritz, 3 Lalla Jet, 4 Elodie, 5 Elettra Bright, 6 Elkia RF, seconda linea 7 Elomar, 8 Eiolo. Pronostico schierato nettamente con Electra Bright, numero 5 Andrea Farolfi. Ancora poco più di 100 metri allo stacco della macchina. La velocità iniziale di Elalla Jet che si porta a condurre, presto su di lei però va Electra Bright che in poche battute passa a condurre. Terza posizione per Evan Spritz davanti a Heroica BF, poi Elodie che è rimasta di fuori all'esterno. 15-1 per i 200 iniziali con la favorita al comando Electra Bright in vantaggio, un paio di lunghezze davanti a Elalla Jet. Terza posizione alla corda per Evan Spritz che precede Heroica BF, al largo Elodie, poi ancora Elomar e Iolo e quindi Elkia F. Completati i 400 intanto 31,3 e sulla piegata non cambia nulla se non che Elodie è sempre all'esterno e ora ha in schiena Elomar. Tanto primi 600 in 48 scarsi, cavalli che affrontano il completamento della retta delle scuderie, 800 metri iniziali in 1,4 appena abbondante sulla piegata. Electra Bright sempre in vantaggio nei confronti di Elalla Jet, Elodie per corsie esterne, poi Evan Spritz, ancora Heroica BF, al largo Elomar che però ha avuto un'incertezza dopo un primo chilometro nell'ordine dell'1,20. Continua a guidare liberamente Electra Bright, all'esterno Elodie alla corda Elalla Jet, è iniziato l'ultimo giro con un parziale in 14,9, ha accelerato ora la battistrada. Elodie sempre per corsie esterne a lato di Elalla Jet, poi Evan Spritz. Tanto cavalli a 450 dall'arrivo, condotti sempre da Electra Bright, seconda posizione per Elalla Jet, mentre Elodie in terza, sempre esterna per l'inserimento di Elkia RF lungo la corda, gli altri molto più lontani. Completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo, allarga un po' di carattere Electra Bright, viene infilata all'interno da Elalla Jet con all'interno anche il Elkia RF. Elalla Jet la porta a casa su Elkia RF, mentre Electra Bright finisce soltanto terza con un finale in quarto conclusivo in 36, 1:17,7 il ragguaglio conclusivo sul doppio chilometro. Un po' fermata di carattere probabilmente Electra Bright che vedete nella finale cerca di ritornare ma può essere soltanto terza.